Tempus est iocundum rappresenta un vero e proprio salto in tal passato di Glemone, sior di numerosi sorpresis. Si tratta di un ritratto d'età di Miec. Glemone è città di Paolo Diacono, in ta storia longobardorum tal 611 dopo di Cristo. E aveva tabagliato come una città che aveva un chistiel inespugnabile. In che volte Glemone arriva a diventare veramente un posto importante, perché il tagliamento arrivava fin sotto, per un manco dal chistiel. L'unico posto sicuro per le persone di passare era proprio in tal centro, lì che si non comò. E lì bisognava stare a manco un ignoto e pagare un dazio, che il dazio si chiamava appunto il Niederleg. Immaginate di mettersi sui vestiti di un nobile cavaliere o di une dame e gli entrare in un tempo lontano oltre 600 anni. Le strade de cittadine sono animate con bai e spettacoli. Profums di robe di mangiare antiche a essi in desbetuli sparecchiadis, misclicciansi jenfri gaugars, artisti strade e artesans, riscuviergin così lis origins di manieris di fa e lis usancis di ir. I sinchi Glemone che tabain di Medioevo e tabain di Medioevo in opodin riguarda due progetti importantissimi per la nostra comunità. La Divina Gemona, la Divina Glemone, che è un progetto temporaneo, e il Chiamin di Sant'Antoni, che invece è un progetto che è partito, anche non si sono insediati come amministrazione, e al continuo e si augura che continuerà per sempre. Divina Glemone è nasciuta in epoca di Covid. Avevi di fare un gran convegno su Dante, ma dopo la nuova ondata non si è impedito di poter ospitare dall'estero i relatori che avevano coinvolti. E dunque è nasciuta questa decisione di proporre a Int di Glemone e di diffurre di viodi Glemone in una classe differente. Soprattutto c'è bisogno di entrare in un museo, c'è bisogno di farsi controllare nessun documento. Ma avevi bisogno di chiattare un tema, un fil conduttore, un alc che raccontasse Dante in una maniera differente. E chi è stato veramente bravo, il nostro gruppo di consulenti e di grafiche, a mettere insieme queste mie richieste di contare Dante all'aperto, in maniera facile di capire e in maniera di mandare un messaggio, di fare la chiesa in con alc dentro, ma anche contare Glemone in maniera di fare le scuviergi per la storia. Dunque, è stata unita questa volontà ai disegni di Emanuele Barison dal PAF di Pordenone, Palazzo Arte Fumetto Friuli, lo conoscete tutti, disegnatore di Diabolic, di Zagor, di Tex. E a queste grafiche così importanti è stata anche messa d'ogni la voce dell'attore Massimo Somaglino. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende in una parte più e meno altrove. Il Chiamin di Sant'Antonio è un altro progetto importantissimo che sta attraversando la storia della nostra amministrazione, appunto si augurin che all'epi ben oltre 30 anni. Tutti sti fasin parchest. All'estate inaugurato l'anno passato. Glemone è la parte a nord di questo Chiamin che attraversa tutta l'Italia, da Sicilia fino a Padua. Sicilia è lì che si tramanda che dal 1221 Sant'Antonio al sedi sbarchiato come naufrago e dopo di lì si è pilata a Assisi, aveva incontrato San Francesco e dopo si è diventato il predicatore del San che conosciamo. Glemone perché che custodisse il pui antico Luc Sant dedicato a lui. Un'eglise ute che si può vedere di ogni dall'altare quando si entra a Sant'Antonio, che il stesso Sant'Antonio come ministro provinciale aveva domandato ai frari di costruire e dedicare a Beata Vergine das Gracis e che quando Sant'Antonio è morto, i nostri frari a lui hanno intitolato. Questa partnership ha portato fortuna perché quest'anno vi abbiamo le notizie che il Cammino di Sant'Antonio, insieme a Romea Strata e alle chiesette del Natisone, è entrato in rete dei cammini FVG. Glemone è stata nominata per prime volte di Paolo Diacono dal suo libro Historia Langobardorum e ha avuto il suo team storico pluisior sotto il patriarcato di Aquilee, dal 1077 al 1420,
fasin di pont strategic pal commercio jenfri Italie e Europe. Proprio tinte cittadine de pedemontane agliere provvedut l'obbligo di stappare un egnot prima di la sala penisola italiane, paial dazi e metti la marcatura des marchianzis. Così, un'evore ad ore, Glemone è diventata un centro vivo di culture, jenfri più rilevanza al Friuli. La cultura che si è sviluppata a Glemone, che è stata contata dopo in tutte le età di Miec e anche nella modernità, ha fatto in maniera che in tante poesie fossero riguardate di tanti autori che sono arrivati. La sua importanza dal commercio era stata data dal fatto che con tutti gli mezzi che passavano anche le persone, le loro storie. E tutti che hanno dato a Glemone, le hanno fatte crescere anche culturalmente, perché le storie delle persone che sono passate dal Miec di Glemone, le hanno rendute che importanza che ha voi. Già di un gruppo di team, al mancul dal romanticismo in su, e accade una grandiosa e complessive opere di rivalutazione dell'età di Miec. Per tradizione considerate un'età scure di decadenza e regressione dai costumi, e è stata in realtà un'epoca di lusors e ombrenis, là che in effiez, in certi settori, la civiltà europea aveva fatto dai passi in daur, ma là che, sotto altri spunti di vista, il nostro continente ha mettuto le basi indispensabili dal sviluppo successivo. Ai fin, non sarebbe stato il Rinascimento se prima non fosse stato l'umanismo, e prima anche mo l'opera dei muini scoppiadori. Non sarebbe l'architettura attuale se prima non si fosse passato attraverso dal romanico e dal gotico. Non sarebbe innasciuti i stati di modernità se l'impero e il papato non si fossero squintrati con i vari istanci locali. E l'usors e ombrenis sono stati anche dal punto di vista scientifico o tecnologico. Tanti dei conoscenci che ieri dagli antichi romans sono là disperduti per secoli, ma tal tempo si sono mettuti in cantieri scoperti e innovazioni che hanno cambiato a plank, ma in maniera inesorabile, la maniera di vivere dei int e che in certi casi non si influenzano anche mo come mo. In tal corso dell'età di Miec sono stati inventati i mulini a aghe, le vuargine pesanti, l'orloi meccanici, gli occhiai e, soprattutto, la stampa a carattere mobili. In un lungo periodo come questo, tante sono le robe sono succedute, tantissimi terremoti sono stati, non che si ricordino dall'ultimo, in realtà tanti stati. Tanti i momenti di crisi agricole, pensiamo al 1300, lì che il formento non si arrivava più a fare, ma anche volte, dopo che sono stati più furbos, invece di plantare formento, hanno plantato vite, quindi sono arrivati dopo a venire fuori sempre. Dai momenti più scuri dall'età di Miec, Glemone ha sempre arrivato a tirarsi fuori con il suo usore. E questa è data anche proprio dal carattere dei Glemonasi, che non si arrivano mai a pleare dal dote, anche con catrimetan la chiara. A un che non mole, a un che ti dà tutto e a un che pretinta anche il rispetto che arriva a dare. Quindi, con che un di Glemone ti dice una roba, alla dice veramente. E che di Glemone non arrivano a contabali, perché le quelle sbagli che non si va in denaro. Mio nonno mi diceva sempre, tu puoi decidere due robe in tutta giornata. O contare una balle o contare la verità, ma la balle tu la conti su una volta sola.